Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Risultati elettorali, vi sveliamo chi ha vinto davvero. Tutti hanno esultato per la vittoria e invece forse non doveva farlo nessuno. Non appena sono stati divulgati i primi risultati elettorali sono cominciati i festeggiamenti, non dei vincitori, si badi bene, ma di tutti. Ovviamente quando si vota in 13 comuni con il sistema proporzionale, ognuno piglia il risultato che gli fa più comodo. Nessuno fa più confronti con le elezioni precedenti e tutti esaltano singoli risultati. E se si guardano le agenzie di stampa, tutti, nessuno escluso, hanno annunciato la propria vittoria. Ma come si fa allora a stabilire davvero chi ha vinto e chi ha perso? Vi sono solo due sistemi: rapportare i voti di ogni singolo partito ai votanti dei soli comuni nei quali ha presentato liste, o in alternativa ai votanti di tutti i comuni nei quali si è votato con il sistema proporzionale, a prescindere che si sia presentata la lista o meno. Spieghiamo meglio. Il partito X si è presentato solo in 6 comuni su 13, non resta che sommare i voti riportati da quel partito in quei 6 comuni e stabilire la percentuale rispetto ai votanti totali degli stessi 6 comuni. Otteniamo così la percentuale della lista nei comuni dove si è presentata. Lo abbiamo fatto e il risultato è straordinario. Nella giornata di oggi pubblicheremo i dati così elaborati, dimostrando e rendendo visibile chi ha perso, tanti, e chi ha vinto, pochissimi. Intanto possiamo anticipare due semplici verità in controtendenza con il racconto che si è fatto fino a questo momento. 1. I 5 Stelle hanno subito una catastrofe vera e propria. 2. Diventerà bellissima, ha ottenuto risultati tra i migliori, in assoluto e nel centro-sinistra. Armao, misure europee specifiche per i disastri naturali, intervento al Comitato Europeo delle Regioni. Il vicepresidente ed assessore all'economia della regione siciliana Gaetano Armao, intervenendo oggi al Comitato Europeo delle Regioni al dibattito sui disastri naturali e la risposta alle emergenze, ha illustrato al commissario UE per la gestione della crisi Janez Lenarčič i gravi effetti dei disastri naturali che hanno colpito la Sicilia nel corso dell'estate, dagli incendi alle alluvioni sino alle trombe d'aria che non hanno risparmiato le isole minori. È necessario, ha sottolineato Armao, intervenire urgentemente con un approccio multilivello che coinvolga la UE, lo Stato, le regioni e la protezione civile. Occorre altresì un intervento che guardi al contrasto della desertificazione che si stima in Sicilia potrebbe arrivare in futuro al 70%, puntando su riforestazione e rafforzamento dei bacini idrici e sul recupero delle aree agricole. Misure, conclude Armao, che impongono all'Europa di guardare a questi temi con attualità, attivando ed orientando risorse specifiche per gli investimenti in questo settore. Nel corso dell'intervento, nella sua qualità di coordinatore dell'intergruppo delle isole al Comitato Europeo delle Regioni, Armao ha anche evidenziato quanto sia più complesso affrontare la questione dei disastri naturali nelle isole e si rende quindi imprescindibile adottare a livello UE interventi specifici al loro sostegno. Il commissario UE Lenarčič, riconoscendo come la Sicilia sia tra le aree più provate dai disastri naturali di quest'estate, ha rinnovato la disponibilità ad ogni tipo di intervento al fine di rafforzare le misure organizzative europee nel senso auspicato. Giornate del volontariato siciliano ad Enna dal 15 al 17 ottobre. Tutto pronto per la 3 giorni organizzata dalla Regione. È tutto pronto per le giornate del volontariato siciliano organizzate dalla Regione siciliana in programma Enna dal 15 al 17 ottobre. 3 giorni nell'aula magna dell'Università Core dedicati all'impegno del volontariato nel settore sociosanitario, venerdì, nell'ambiente, sabato e nella protezione civile, domenica. L'obiettivo è quello di avviare una riflessione ed un approfondimento sul ricchissimo mondo delle associazioni che dedicano tempo e risorse alla solidarietà sociale, sociosanitaria, culturale, educativa, alla promozione ambientale e dei diritti civili e della persona. In Sicilia operano oltre 2000 organismi registrati e svolgono un ruolo prezioso in tutti i settori della vita della società.
Trovate il programma dei lavori nel relativo post nel nostro sito www.lanazionesiciliana.eu. L'opinione: l'autonomia differenziata si può fare solo garantendo la parità dei punti di partenza. Si ricomincia a parlare di autonomia differenziata tra le regioni. Nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza NADEF 2021, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla prossima legge di bilancio è stato inserito il disegno di legge Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione, e subito sono partite le polemiche. Ma quello che serve non sono le polemiche, bensì essere all'altezza della sfida. Occorre allo stesso tempo coraggio e prudenza, il coraggio di chi immagina un paese realmente federale legato a un'Europa delle regioni e rifiuta un centralismo statale legato a vecchi modelli ormai non più funzionanti, ma anche la prudenza di chi è consapevole che non è possibile dare il via ad una seria competizione se i soggetti che devono parteciparvi non hanno la garanzia alla partenza di pari opportunità e parità di condizioni durante la gara. In parole povere, l'autonomia differenziata, allo stesso modo del federalismo fiscale, non può essere avviata senza l'attuazione di una profonda perequazione infrastrutturale tra il nord e il sud del Paese e la messa in opera di livelli essenziali di assistenza sul piano sociale e sanitario. Quindi, per amor di metafora, prima vengono gli accordi su risarcimenti e minimi garantiti e solo dopo può essere verificata la capacità di ogni regione di tessere più tela delle altre. La Ministra per il Sud ha pronunciato nei giorni scorsi parole che non possono non essere condivise. Non ci può essere autonomia differenziata senza la definizione dei livelli essenziali di prestazione che lo Stato deve garantire ovunque. La famiglia Italia deve offrire a tutti i suoi componenti un uguale accesso ai diritti sanciti dalla Costituzione. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Parliamo dell'articolo 116, comma terzo della Costituzione. I primi due commi dell'articolo sono quelli che prevedono le regioni a statuto speciale. Il terzo recita: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intese fra lo Stato e la regione interessata. Le materie che possono essere attribuite sono quelle a legislazione concorrente più la giustizia di pace, l'istruzione e l'ambiente. L'atteggiamento della Sicilia e delle regioni del Sud non deve quindi essere quello della contrapposizione frontale, anche perché parliamo dell'attuazione di una norma costituzionale, ma quella della disponibilità, ma con il freno a mano tirato. E per quanto riguarda la Sicilia e le altre regioni a statuto speciale vi è una questione in più. Non possiamo di certo permettere che venga indebolito l'istituto autonomistico attraverso un meccanismo che, assegnando potestà legislativa in un maggior numero di materie alle regioni ordinarie, le trasformi di fatto in regioni autonome, appannando le ragioni storiche, politiche e geografiche dell'autonomia. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana a notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.